Nicola De Leonardis, PhD e assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Udine. La mia relazione si focalizza sul ruolo che rivestono e che possono continuare a rivestire le organizzazioni sindacali nella promozione dell'active aging o invecchiamento attivo, quale approccio volto a ridurre l'esclusione sociale della fetta più anziana della società in modo tale da renderla non un costo ma una risorsa. Un approccio essenziale in considerazione dei cambiamenti epocali che la società sta vivendo e che sono connessi alla quarta rivoluzione industriale. La necessità di ottimizzare le opportunità relative alla salute, partecipazione, sicurezza anche nel mondo del lavoro, quindi allo scopo di migliorare la qualità della vita delle persone senior, si coglie considerando che l'invecchiamento attivo tocca 9 dei 17 obiettivi dell'Agenda ONU 2030 in materia di sviluppo sostenibile. A titolo esemplificativo, l'obiettivo di un lavoro dignitoso per tutti, previsto dal Goal 8, auspica una revisione del rapporto tra generazioni attraverso interventi integrati volti non solo a favorire l'occupazione delle persone più giovani, ma anche a preparare il mercato del lavoro per le fasce più mature della società, alle quali si devono garantire maggiori opportunità occupazionali e anche qualità dell'occupazione. Il ruolo dell'autonomia collettiva dunque diventa essenziale al fine di ridurre il gap generazionale e mantenere i lavoratori senior attivi. Tale funzione, d'altronde, emerge anche nell'accordo quadro del 2017 con cui le parti sociali comunitarie hanno inteso non solo assicurare ambienti e organizzazioni di lavoro sani, sicuri e produttivi, ma anche promuovere azioni concrete per rendere più semplice l'accesso alla trasmissione delle competenze e delle esperienze tra le generazioni sul luogo di lavoro. E dunque, ritornando entro i confini nazionali, preliminarmente occorre sottolineare che ancora oggi il legislatore nazionale non è intervenuto sul tema, lasciando alle regioni il compito di regolare l'active aging. E dunque l'autonomia collettiva, le organizzazioni sindacali ancora oggi agiscono senza il supporto del legislatore nazionale, mentre a livello regionale si rinvengono delle iniziative di particolare interesse. Occorre individuare quali sono le ragioni per cui le organizzazioni sindacali sono chiamate a regolare l'active aging. In primo luogo, la regolazione dell'invecchiamento attivo ridimensionerebbe quelle prassi datoriali peculiari soprattutto alle piccole e medie imprese propense a favorire la flessibilità in uscita del lavoratore senior dal mercato del lavoro, e che quindi diciamo, si tratta di politiche aziendali che sono il frutto di valutazioni economiche e che vedono nella riduzione del capitale umano senior la strada più immediata per ridurre i costi aziendali. Una strada, insomma, che contestualmente però comporta la riduzione del know-how aziendale, consapevolmente o meno, e di conseguenza anche la produttività aziendale. In secondo luogo, un maggior intervento del sindacato in materia di active aging contribuirebbe a ricostruire quell'interesse collettivo e dunque quell'interesse di tutti i lavoratori che sta progressivamente disgregandosi a causa, nel caso specifico, del dualismo generazionale derivante da retribuzioni differenziate a seconda di criteri anagrafici.
L'autonomia collettiva è intervenuta sull'invecchiamento attivo attraverso due canali complementari tra di loro. Il primo è quello della contrattazione sociale territoriale. E dunque il sindacato ha agito valorizzando l'invecchiamento attivo all'interno di politiche di più ampio respiro, sebbene bisogna sottolineare che tali misure siano indirizzate soprattutto verso l'assistenza e la cura dei soggetti più fragili della società e meno verso attività che potremmo definire attive, appunto, volte ad evitare che la transizione digitale e quindi diventi fonte di ulteriore divisione generazionale. Tale dato, tuttavia, non può stupire, considerando che l'emergenza da Covid-19 ha obbligato le organizzazioni sindacali a muoversi soprattutto sul versante assistenziale. Su un piano diverso, invece, si è mossa la contrattazione collettiva, il cui tema dell'invecchiamento attivo ha attecchito soprattutto nelle grandi imprese e all'avanguardia, dato che può trovare conferme analizzando anche la contrattazione collettiva a livello sovranazionale. Al riguardo è particolarmente interessante il caso del contratto collettivo nazionale di lavoro dei chimici, che già dal rinnovo del 2012 prevede interessanti iniziative, quali ad esempio il progetto Ponte, volto a favorire l'occupazione giovanile e creando una staffetta generazionale con i lavoratori maturi. Il rinnovo del 2018 ha ulteriormente arricchito le clausole contrattuali in materia di active aging, prevedendo, tra le altre, il ricorso a focus group e quindi che riduce la possibilità di esclusione sociale di quei lavoratori senior che scontano un gap generazionale tale da rendere loro difficoltoso l'accesso alle tecnologie digitali. Tra le altre clausole, alla formazione, ad esempio, viene dedicato l'articolo 63 che incarica i lavoratori maturi e quelli in prossimità di raggiungere i requisiti pensionistici di affiancare nella veste di tutor i lavoratori neoassunti. In conclusione, affinché il ruolo della contrattazione collettiva e quindi delle rappresentanze sindacali si faccia più incisivo, è auspicabile che il legislatore nazionale intervenga in materia di active aging, incentivando e incoraggiando la contrattazione collettiva. Grazie per l'attenzione.